Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. US Sicilian è un documentario che racconta le vite di 7 siciliani che hanno lasciato la loro terra per costruire un futuro negli Stati Uniti. Girato in America, nelle città in cui oggi vivono e lavorano, il progetto esplora le loro esperienze, sogni e sfide. Ma non ci fermiamo qui, torniamo anche in Sicilia, nei luoghi di origine dei protagonisti, per mettere in luce quel legame indissolubile con le radici che continua a ispirarli e a guidarli. È un viaggio tra due mondi, un racconto di identità, tradizione e forza d'animo che celebra il talento e il cuore di una comunità unica. Il viaggio di US Sicilian continua ricco di emozioni e tra poco incontreremo Rosalia e Marzia, madre e figlia che hanno una storia davvero carica di pathos e noi non vediamo l'ora di ascoltarla. Venite con me. Ciao, buongiorno. Siete Rosalia e Marzia? Sì. Posso entrare? Sì. Grazie. Grazie per avermi accolto a casa vostra e per aver accettato l'invito di US Sicilian a raccontare la vostra storia. Voi siete mamma e figlia, ma siete venuti comunque con tutta la famiglia qui in America, giusto? Sì, esatto. Partiamo dalle origini. Ok, voi siete siciliane. Di dove precisamente? Di Palermo, è cresciuta tra Bagheria e Aspro. Ok, e cosa facevate lì? Noi, Cioè come lavoro? Sì, avevamo un'attività, un bar, nella zona di Aspro. Ok. E poi, cioè tutti lavoravate nella stessa attività di famiglia? Tutti insieme? Corretto, sì. Ok. E come andava lì? Nel livello lavorativo, Sì. intendi? Periodo estivo, ovviamente, quando si lavora un po' di più. Periodo invernale molto C'era un più- calo. Esatto. C'era un calo. Esatto. E i 3 mesi dell'estate non ti coprono. Non coprivano, Tutto, ecco le spese. ovviamente. Esatto. E qual è stata la motivazione reale? Perché io un po' la conosco già la vostra storia, ma la dobbiamo raccontare ai nostri spettatori. Il motivo reale per cui avete lasciato tutto per fare un salto nel vuoto, comunque in un posto che non conoscevate. Ok, questa è la parola della mia mamma, che lei ricorda bene la storia. Diciamo che inizialmente non c'era una cosa che noi dovevamo venire qua. Non c'era questo. No, solo un giorno così tramite un rappresentante. Mio figlio, sai quei giorni particolari? I che giorni era- no, quando esatto. dici che le cose non vanno. E lui diceva al signore, no, me ne devo andare, me ne voglio andare in America. Sai, noi siciliani ce l'abbiamo sta cosa. Sì. Sì, Spiritual. modo di dire, Vado in modo di America. dire. Esatto.
E il signore gli fa, vero ci vuoi andare perché ho un fratello? E lui disse, sì. Oh, allora parlo con mio fratello, sai, c'ha un panificio grandissimo. Sì. In New Jersey. In New Jersey. E la settimana dopo è ritornato, dice mio fratello già da domani puoi andare. Puoi andare lì. E lui mi guarda e mi dice, ma è pazzo? Io l'ho detto così, tanto per dire qualcosa. Per Che giocare, sembrava una cosa non vera, Sì. così da non credere. E io gli dissi, perché non vai 3 mesi così, fai Un'esperienza. un'esperienza. Mi disse, ma siccome era periodo quasi alle porte dell'estate, ho pensato Di rimandare, di rimandare fare quei dopo. 3 mesi lavorativi e di... E così è stato. Sono venuti con l'altro mio figlio, il piccolo, Ok. a breve perché il discorso sarebbe di Tranquillo. lungo. E quindi sono venuti qua. L'indomani, il giorno seguente, lui mi chiama e mi dice, fammi il biglietto perché voglio tornare, qua non E ci perché voglio questa stare. cosa? Cioè, perché Al questo primo rifiuto? giorno non lo so, un giorno, non so cosa, Vabbè, magari il fatto di non parlare la lingua, anche di trovarsi... Non lo so. In un paese Sì, straniero. senza i propri cari. Sì. E io gli dissi, ma dai, non sei bambino? Esatto. 3 mesi passano e subito ritorno. Così, invece non è stato così perché dopo 2 mesi disse no, io non Anzi, vengo mi hai più. raccontato un episodio particolare che ha strappato addirittura Sì, il la foglio la pagina del passaporto. del passaporto per dire così non ho. Così non ho non può tornare Sì, più. così tanto non vedo, non posso tornare più. Perché aveva deciso di non tornare più. Siccome ovviamente, a parte che lontano dai miei figli, non so se saresti riuscita a stare. Esatto, perché tutte e 2 ancora ragazzi, voglio dire. E poi comunque di base voi siete una famiglia molto unita. Questo sì. E quindi, e dopo, siccome le cose anche in Sicilia, voglio dire, A livello almeno a livello, economico, sì, Diciamo Stavo che la burocrazia peggiorando. italiana non vi ha aiutato tantissimo. esatto, E le quindi cose non andavano bene. Da un aspetto negativo E ne avete tratto, quindi diciamo, una cosa positiva. abbiamo detto sì. andiamo via pure noi. E così abbiamo venduto tutto e E siete state comunque super coraggiose. sì, Che non è diciamo una che cosa- sì, perché già non è- io e no, mio non è marito una certa da età, tu, quindi Già l'italiano in giustamente generale, ma il siciliano di base ha veramente un attaccamento alla propria terra molto forte, quindi lasciarlo così sarà stato impegnativo anche mentalmente, no? sì. Poi ho detto tanto che cosa abbiamo da perdere? Nulla. Non E ti quindi saresti avete realizzato. raggiunto qui i vostri figli e la prima base qual è stata? In New Jersey. In New Jersey. Ok. E avete iniziato a lavorare dove? Qui? In una bakery. Ok, sempre tramite appunto quell'amico. Questo Sì. signore sì. Sì. E com'è stato l'approccio iniziale anche a livello personale con le persone, al lavoro? All'inizio è stato difficile perché specialmente non parlando la lingua, cioè quando vieni Sì. qua parli un po' le parole basi, ma il Ma vi guardavano dialogo- male perché non sapevate parlare la lingua? Ah, a volte, o a volte dipende come pronunci quella parola, ti Sì, ridono col veramente. sorriso. Quindi quello ti rende un po', ti Certo, infastidisce. ti infastidisce, che sì. ti senti presa E un po' tu hai in studiato? giro. Ho studiato, sì, per un paio di mesi. Fatto un corso base Ok. e quello mi ha aiutato tanto. Poi pian piano, con gli anni, È andato sempre a migliorare. E i vostri obiettivi quali erano? Penso che ve li siete prefissati, no? Step by step, adesso facciamo questo per poi arrivare a questo. Come avete proseguito? all'inizio la nostra idea era non di avere un'attività personale. No, visto Perché le noi, esperienze. visto Certo. l'esperienza in Italia, Per non avere più avevamo paura- responsabilità Esatto, esatto. basta. Visto basta. Avevamo paura di... Di rivivere le stesse cose in sostanza. Sì, di Però rivivere qui è le l'America stesse e le cose sono esperienze. È molto diverse. Molto Infatti. diverse. Diverse. E quindi poi com'è stato il passaggio da New Jersey in Virginia? Tramite un amico di mio fratello che vive qua in Virginia, lui aveva il piano di aprire un ristorante italiano e lui ci ha coinvolto dicendo bisogno più di persone, se volete venire, comunque nel senso di aiutarmi Ok. e di entrare In questa parte attività, in questa sì. attività. E quindi avete iniziato E dentro abbiamo questo iniziato ristorante. quello, sì, siamo stati lì un anno.
E poi forse vi siete fatti notare e siete stati chiamati da un altro imprenditore, no? Esatto. E così è stato. E così E è stato. così Che siamo quando si lì. lavora bene le voci girano. Sì. E ora E così sono siamo lì già da 7 anni. con 7 vabbè, anni. Step. Scusa, ci siamo persi. Quindi dal primo ristorante qui in Virginia siete stati contattati da Vini Vitale, che tra l'altro è stato un nostro protagonista, un nostro sponsor, che ringraziamo ovviamente, e avete iniziato dentro Zibibbo, un locale che comunque aveva bisogno di un risollevamento in sostanza, no? Sì. E grazie al vostro impegno, ecco, ci siete riuscite, mettendo anche nella cucina un pizzico di tradizione, no? Sì. Sì, sì. Perché tu- cerchiamo di fare più italiano possibile. Ok, Autentico. autentico. E quindi i piatti che ricordano un po' la Sicilia, là dentro quali possono essere? La caponata, Wow. le arancine, le crocchè. La E che ne lasagna. pensano gli americani delle arancine e delle crocchè? Le mangiano? Le mangiano? Mi piacciono. Sì. Le vendiamo tantissimo. Sì. E poi sono Ovviamente abbiamo i calamari, Certo. abbiamo una pescatori, le linguine, le linguine alla pescatori. che poi voglio provare assolutamente. Sì, sì, sì. E so anche che tu hai un dono, hai le mani d'oro con i dolci e i tuoi dolci sono famosissimi in Virginia, addirittura vengono appositamente da lontano per mangiare i tuoi dolci. Qual è il tuo dolce preferito? Mio personalmente, Sì, personale, sì, che comunque a quando me fai piace la piace- crème brûlée, la crema. personalmente. Ok, e poi anche quella mi farà assaggiare assolutamente. E tu cosa fai lì all'interno? Di cosa ti occupi? Ok, io mi gestisco, Ok. cosiddetto manager. Ok. eh, Sei una figura che in Sicilia c'è poco nei ristoranti. Sì, penso di sì, 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 infatti. Sta prendendo campo Eh. da poco. Qui invece è una cosa, cioè ogni Sì. ristorante ha un manager, no? Sì, Sì. anche più di Esatto. una. Che non è il proprietario, cioè nel senso è il proprietario che dà, ecco, delega tutte le funzioni al manager. Sì, esatto. Perché qua in America nel ristorante ci sono diversi step. Cioè, quindi per- inizi per da- esempio tu inizi dal busser, che è la persona che assiste il cameriere. Ok, la Poi- persona che assiste il cameriere. Esatto, basta. Poi c'è il waitress e poi c'è comunque il manager, Ok. e c'è il bartender, e so, quindi ognuno ha una sua posizione. Ecco, questo è il bello, Furlano. questo è il bello dell'America, che ognuno ha una sua funzione, mentre a volte magari in Sicilia c'è chi fa il pizzaiolo e poi si ritrova a fare un po' di, È un po' di tutto. un po' di tutto. Sì, Diciamo che qui è molto più organizzato, no? sì. E Sì, quindi sì, comunque non tornereste mai voi a quello stile lavorativo, no? Di prima. sì. No, Perché no. siamo abituati. Avete fatto un Diverso salto di modo. qualità, sicuramente. Sì. Sì. E parliamo un po' invece del rapporto con gli italiani che avete avuto qui. Cioè vi sono stati d'aiuto? Li avete trovati? Come Inizialmente sì, ci hanno aiutati. Quelli che abbiamo trovato qui ci hanno aiutato. Soprattutto in New Jersey, perché New in New Jersey. Jersey ci sono tanti italiani. Qui un po' meno? Ci sono Un po' leggi diverse di qua. Sì? Sì, Certo. come per l'affittare la casa o per una macchina, per l'assicurazione. Quindi là volevano forse più garanzie e Sì. quindi c'era bisogno di un Sì, garante. Sì, Ok, e quindi- devo dire che abbiamo sono trovato state delle delle persone che ci hanno aiutato. meglio così. Grazie a bello Pasquale, Alessandro, così. Ringraziamoli perché infatti, sì. e Paolo. Non dico i cognomi, ma No, no, vabbè, sono loro magari state poi vedranno persone la che- puntata e che sapranno ci- chi sono. Devo dire che grazie a loro anche. E poi in Virginia è stato molto più facile. Perché le leggi sono più agevolate. Sono diverse. Sono diverse. Sì. Infatti quando siamo arrivati qua ci siamo fatti Tax ID Number, Ok. che è un numero a tutti gli effetti americano, dove tu ti puoi aprire un conto in banca, dove tu ti puoi affittare una casa, ti puoi comprare una macchina, perché paghi le tasse. Perché paghi le tasse? Sì. E quindi è stato molto meglio Molto- per me. certo. E a livello di tradizioni... E poi grazie a Vincenzo che Ah. ci ha reclutati Certo. e che oggi è il vostro nostro socio, socio il vostro al 50%, e devo dire grazie anche a lui che Chi ci ha ha dato creduto- Chi fiducia, ha creduto in voi. che anche noi siamo, Certo, avete dato del vostro, se no quel locale non Yes. si sarebbe risollevato. e che stiamo cercando di andare in crescita. Sì, e poi ne Sì. parliamo perché so che hai in mente anche qualcos'altro. E invece per quanto riguarda le tradizioni siciliane, voi mantenete qui delle, non lo so, le feste, per esempio, che so, Santa Lucia, cioè riuscite a mantenerle vive insieme come famiglia? Sì. Li facciamo e ovviamente lavoriamo perché ci sono giornate che, vabbè che anche in Sicilia ormai lo stesso, non è più una festa dove Poveri. sì, si mangia l'arancina, però
Diciamo che anche noi cerchiamo di farle. Farle. Per San Giuseppe le Sfinge, cerchiamo di mantenere vive le tradizioni. Ottimo. E poi le feste importanti, ovviamente, quelle non mancano. Se doveste dare un consiglio a dei siciliani che magari vogliono provare a emigrare, a venire qua, che consiglio dareste? Bella domanda. $2 milioni. Ah, Io, intanto... parla tu. Vai. Io gli direi di farlo, Di farlo, però non è di facile provarci. perché non tutti. Però tutti sappiamo che l'America è la terra delle opportunità. Però se hai voglia di fare... Se vuoi crescere e ti vuoi realizzare, ovviamente, però non è facile. Certo. L'America non è Perché l'America, Certo. esatto, ci sono tante cose, un po' diversa di mentalità, di valori. non è facile rimanere qua se tu non Certo, hai i ovviamente i documenti. documenti, sono tante Il lavoro, cose, non è il modo di facile, lavorare. quindi non possiamo, te lo devi sentire Certo. di fare Tu questo comunque passo. hai cresciuto un figlio qui, Sì. no? E com'è stato? Cioè, nel senso, a livello proprio di madre, cioè, pensi che per lui sia, ecco, sia stato un plus? Sì, perché ovviamente pensando al futuro di questi bambini, qui hanno una buona opportunità Anche a l'istruzione livello, com'è? sì, È molto... a livello scolastico e anche l'opportunità di andare al college, Certo. di diventare qualcuno Diventare- se lo vogliono. Se lo vogliono, certo. Esatto. L'ultima domanda vi faccio e poi vi lascio. Ok. Siete felici? Sì, Mi è piaciuto perché avete risposto insieme e quindi sì, sono davvero non contenta per tornerei voi. indietro, anche se ovviamente ho la famiglia, Certo. le sorelle, la mamma, mio papà è morto l'anno scorso, però non sono pentita, assolutamente, Vabbè, lo rifarei di nuovo. Comunque, io sono La molto verità. curiosa di conoscere questo ristorante, Zibibbo 73. Sì. Voi mi avete invitata, io non vedo l'ora di venire e adesso tra poco ci andremo. Intanto, se vi posso chiedere l'ultima cortesia, diciamo insieme in telecamera US Sicilians, ok? Al mio 3. 1, 2, 3. US Sicilians. E dopo essere stati a casa di Rosalia e Marzia, adesso ci troviamo da Zibibbo 73, la loro seconda casa lavorativa. Venite con me e scopriamo il loro mondo. Ciao. Buongiorno Marzia, come stai? Come va? Bene, tutto bene. Grazie per l'invito. Andiamo a a te per scoprire essere qua. cosa combina tua madre in cucina. Che Sì. dici? Andiamo? Dici, guarda. Allora, questo è il mondo di mia madre e ti lascio a lei. Mamma, Ciao Rosalia. Ciao Rosalia. Grazie mille per avermi accolto qui nella tua tana, che questo è il tuo mondo, no? Mhm. E allora, raccontami, perché oltre a essere comunque tu una bravissima cuoca, hai una passione per il mondo dei dolci. Mhm. Da dove nasce questa passione? Realmente non lo so, che sin da piccola è sempre una cosa che mi Hai ispira. sentito dentro? Sì. E quindi poi, man mano, nella vita, come ti ho detto, avevamo un bar e quindi Lì ti sei lì ho iniziata... iniziato, sì. Ho fatto un corso, ovviamente, e quindi mi sono un po' specializzata. E da lì è nata questa nato passione. e niente. E qui i tuoi dolci sono famosi. Sì. Cioè, nel senso, questo è un ristorante che comunque ha nel suo menù all'interno dei dessert, ma qui le persone a volte vengono appositamente per i tuoi dolci. Sì, Vera questa sì, cosa? Sì, è vero. Cioè, da dove vengono addirittura? Alcuni dicono del Maryland. Addirittura. Sì, molte persone che passano perché, che so, vengono dalla Florida, perché qui è un posto di passaggio, quindi Certo. si fermano sempre, Per i tutte le dolci. volte. E tu li fai anche su ordinazione, quindi Sì, non sì. solo qua dentro, ma Sì, li, sì, li consegni sì, anche nelle sì, case. a volte sì. sì. Ma allora questi dolci Mi saranno chiedono. strabilianti, quindi io non vedo l'ora. E cosa stiamo preparando adesso? La crème brûlée. La crème Sì, brûlée. questo è tutto un ordine che va fuori. Che va fuori. Raccontami un po', ecco, se puoi dirci la ricetta. Sì, no, è semplice. La crème brûlée si fa con latte, panna, zucchero e tuorlo. Ok, e qual è il, E la il vaniglia, segreto per ovviamente. farla venire buona?
Non lo so. Magari l'amore che ci metti, forse. Ovviamente poi si cucina in una temperatura bassa, 2 orette. 2 orette in forno, quindi. Sì, 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 sì. E poi Niente. altri dolci che vanno qui tanto? Tiramisù? L'americano vuole il tiramisù. Sì, 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 sì. Il tiramisù è molto famoso. Il tuo? Sì, sì. Almeno dicono. Dicono così, no, Il tiramisù sì è molto famoso e poi faccio lemon cake, cheesecake, faccio un po'. E qui è diversa la cheesecake rispetto a come la conosciamo noi in Italia. Sì, in Italia sì. si fa fredda. Sì, Qua invece qua si cucina. si cucina. Sì, però si può fare anche Sì. a freddo ovviamente. Però E loro la faccio mangiano un po' tutti i gusti. Senti, Blueberry, mango, buono. sì. Niente. Va Faccio bene, un po' di tutto. fammi vedere come prepari. Cosa fai adesso tu? Li vai riempendo? Ah. Aspetta che mi viene male, quindi mi devo Ok, mettere. aspetta, mi sposto io poco. E tu quante ore passi qui? Se raccontami una tua giornata tipo. Ok, io vengo qui alle 10 Mhm. e già inizio a farmi le mie cose. Le tue preparazioni. E finisco alle 9 di sera, dal lunedì al giovedì, perché poi venerdì e non sabato. stacchi durante la giornata, non hai qualche ora? Diciamo che solitamente non è che uno stacco, Dipende ecco dal lavoro. sì, che hai. però a volte poi io quando già magari finisco, cose pronte, dico va bene, domani lo posso fare perché magari sono organizzato, aiuto poi di là, Ok. in cucina, sì. E prodotti con la ricotta? Quindi- Ne fate? Sì, faccio ok, i cannoli ovviamente. Ah, ecco insomma. allora che c'è qualcosa pure che richiama la Sicilia Sì, proprio. sì, 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 abbiamo i cannoli, però devo dire la verità, anche se io le bucce le so fare, ovviamente richiede molto tempo Certo. e quindi non è E il la caso. ricotta è siciliana? La ricotta viene dalla Sicilia e anche le bucce di cannoli vengono dalla Dai. Sicilia. Quello sì, sono veramente originali. Dai, ottimo. Quindi E l'americano poi faccio la cassata al forno. E quante volte la fai la cassata? Cassata al forno spesso perché la gente gli piace e me la chiedono, a volte non. Dipende quante cose mi ordinano, a volte non ho neanche il tempo, però cerco sempre di rientrare a farmi un po' di riuscire a fare tutto. Ieri a casa abbiamo parlato del futuro Mhm, e tu mi raccontavi che ci sono comunque delle novità, mhm. che potresti aprire qualcosa e realizzare. Sì, questo un è tuo il mio sogno proprio direttamente, un bakery. Aprire una bakery. Mm. E il nome si può dire o per scaramanzia non lo diciamo? Non lo dico perché No. non sappiamo. Va bene, va bene, va bene. Però noi ti auguriamo in veramente- progetto, ma Ti auguriamo veramente di aprirla e secondo me avrai tantissimo successo e torneremo a parlare di te nella seconda edizione quando avrai aperto il punto vendita. ok. Va bene, io ti lascio lavorare, Mhm. in santa pace, poi quando è pronta la crème brûlée mi Te la chiamerà. faccio provare? Esatto, io adesso Ok. vado a trovare Marzia Ok. e vediamo cosa ci racconta lei. Va bene? D'accordo. Buon lavoro. Ok, ciao, grazie. E allora Marzia, io ho disturbato tua madre lì nel suo mondo e adesso Sì. tocca a te. Sei pronta a raccontarmi un po' del tuo lavoro? Sì. Però vorrei sapere, ecco, in Italia cosa facevi? Io stavo alla cassa, Ah, ok. quindi in realtà servire, occuparmi del contatto con la clientela, questo l'ho imparato qua in America. E com'è stato qui questo? È Peraltro stato con, dif- con una lingua diversa. Esatto, è stato difficile perché io ho iniziato da busser, che è la persona che aiuta il cameriere. Ok. E che Perché figura è? non- E non- che figura è il basso? Praticamente il busser pulisce i tavoli, apparecchia, porta il pane. Ah, ok. Quindi Quindi proprio a livello- dalla figura, diciamo, più bassa, quindi hai iniziato proprio Esatto, dalla proprio perché non parlavo l'inglese. L'inglese. E poi man mano E poi con il tempo poi sono passata a cameriere e dopo come manager. in quanto tempo tutta questa evoluzione di carriera? Dopo 2 anni sono diventata manager. Dopo 2 Quindi anni? comunque abbastanza in fretta. Sì, Quindi comunque qui se vali e ti fai valere, ecco, la meritocrazia c'è. sì, sì.
Sì, esatto. E il rapporto con la gente ti piace? Cioè stare a contatto con i clienti? Sì. Sì? Poi i clienti nostri sono molto Cordiali. gentili, e a loro piace quando gli parli in italiano. E quando, per esempio, hanno quell'esperienza da raccontare che sono stati in Italia, Te la devono te raccontare. la devono dire, che sono innamorati del cibo, della gente, soprattutto di noi siciliani, Sì. che siamo calorosi. È vero, quando dicono Loro siciliani. notano la differenza dal nord al Al sud sud. Italia. Va bene, per farmi sentire a casa cosa mi puoi offrire? Ma visto che tu sei italiana, io ti offro un Aperol Spritz. Dai, va bene. Ok. Te lo bevi con me tu? Certo, ovviamente. Cosa hai imparato di diverso a livello lavorativo qui? Diverso. Cioè si serve in una maniera diversa? Cioè, noti delle differenze a livello anche siciliano, cioè anche di come si lavora? Io penso che in Italia siamo un po' più professionali, Sì? un po' più dedicati ai dettagli, però questo noi cerchiamo Di mantenerlo di anche. mantenerlo in questo ristorante. Ok. Eh, Quindi è forse per questo che nel anche senso- gli americani prediligono posti, tra virgolette, cioè italiani, no? Sì. A livello lavorativo, secondo te, tra italiano e americano, cosa c'è di diverso? Che magari voi cercate di mantenere in questo ristorante? Noi cerchiamo di mantenere il servizio, Ok. il rapporto con la clientela, di essere comunque Cordiali. cordiali, anche amichevoli non a certa parte. Ok. Eh, Un po' come se siete una famiglia con loro. Esatto, e loro questa cosa L'apprezzano? l'apprezzano. Perché forse sì. negli altri posti, ecco, gli americani sono molto freddi, magari distanti. Sì, Ok. non c'è questo rapporto. Molte persone vanno al ristorante, sì, ma perché trovare quella persona con cui puoi dialogare. Infatti io sono una di quelle che pensa che il ristorante è fatto dai proprietari e quindi... Esatto. Sì. Esatto. E invece i cocktail più richiesti? Quali Cocktail sono? più richiesti tra Aperol Spritz, Spritz. Campari Spritz, Old Fashion, Ok. e differenti tipi di martini. Ok. Mhm. E invece una cosa particolare che fate qua dentro, che magari in Italia non si fa? Che io l'altra Ah. volta ho visto che in durante un Italia- compleanno Ah, ok, fate sì, delle sì, cose sì. particolari? Sì. Praticamente per il compleanno noi portiamo il dessert che loro scelgono, il dolce. Ovviamente fatto sul da tua madre. Sì, ovviamente. E mettiamo su un piatto scritto buon compleanno e lo scriviamo in italiano. Ah, ok. Poi quando lo portiamo alla persona, diciamo al festeggiato, mettiamo la canzone buon Dai. compleanno e la E quindi cantiamo in praticamente- italiano. Ah, in italiano? Sì. Dai, quindi si crea comunque un'atmosfera di brio, di festa. Sì. E allora, Ah, che bella questa pasta, non vedevo l'ora. Mamma mia. E adesso stiamo per provare queste famose linguine alla pescatora e vedremo se il sapore ricorda un po' la Sicilia. Io vi ringrazio per avermi accolto qui nel vostro mondo, esservi aperte, avermi raccontato sia le emozioni, le paure, tutto quello che ha avvolto la vostra vita, e per ringraziarvi di aver partecipato a US Sicilian io voglio darvi un regalo. che grazie. Allora, questo è per te, Grazie Marzia, mille. e questo è per te, per la gradita partecipazione. Grazie. E speriamo di tornare con altri vostri nuovi progetti e di continuare a raccontarvi. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione.
Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli 39,90 €. Back cover iPhone a soli 59,90 €. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. Da Stafford ad Aspra ci siamo fatti una nuotatina in questo meraviglioso borgo marinaro, adesso andremo a conoscere l'amministrazione. Venite con me. Ciao Filippo, grazie di averci accolto qui nella tua casa, al comune, nella tua stanza. Bagheria ha dei gioielli, sono conosciuti in tutto il mondo grazie anche al film I Tornatori, Bagheria, le ville. Come state continuando a mantenere e curarli? Ma allora il comune di Bagheria è proprietario di alcune ville. Palazzo Butera, che è di fatto il primo palazzo di città, Villa Cutò, dove a breve inaugureremo la casa del cinema e della televisione, Villa Cattolica, la Certosa, dove c'è il museo del giocattolo, e poi ci sono molte ville che sono di proprietà private. Okay. Villa Palagonia è una villa che è aperta alla città sostanzialmente, così come Villa Sant'Isidoro, ma anche altre ville. L'ideale, ed è quello a cui noi stiamo lavorando e già con alcuni ci siamo riusciti, è mettere in sinergia le ville private con quelle pubbliche per creare un percorso turistico che sia condiviso. In realtà abbiamo cominciato con la Via dei Tesori, è dal 2019 che noi aderiamo al percorso della Via dei Tesori, che sta portando dei benefici economici anche al tessuto economico della nostra città, ma è chiaro che questo è un percorso che va potenziato. Certo. E bisogna recuperare anche, il gap degli anni passati, però penso che siamo sulla buona strada. Un'altra domanda legata alla mobilità urbana. Sono previsti dei miglioramenti da questo punto di vista? Allora, noi per quanto riguarda la mobilità urbana già abbiamo avviato con 8 pulmini elettrici il trasporto scolastico, casa a scuola, scuola a casa. Da giugno in poi ci sarà il servizio turistico per accompagnare sia i cittadini bagheresi ma anche i turisti dal centro della città verso le spiagge e dalle spiagge verso la città. Penso che l'anno scorso l'abbiamo avviato ma soltanto in via sperimentale per un mese, penso che quest'anno faremo anche un servizio dedicato la sera per la frazione marinara di Aspra. Ok, complimenti. Per quanto riguarda invece le spiagge, come state continuando a mantenerle? Le spiagge noi dal 2019 garantiamo la pulizia delle spiagge da giugno a settembre. Peraltro la qualità del mare del nostro borgo marinaro di Aspra, ma dell'intera costa, è in netto miglioramento e quindi ci sono alcune zone che sono balneabili sostanzialmente. Entro quest'anno noi pubblicheremo un avviso per l'affidamento ai privati di alcune aree, di alcuni pezzi di spiaggia per la realizzazione di solarium, lidi, per affittare gli ombrelloni piuttosto che le sedie Quindi a comunque sdraio. trasformarli anche in attività Quindi produttive. dare la possibilità di realizzare attività imprenditoriale. Ovviamente una buona parte è garantito l'accesso al pubblico, Ok. perché sul 100% delle spiagge del demanio date al comune il 75% continuerà a rimanere pubblico, la restante parte verrà affidato. Io penso che questo può potenziare l'offerta turistica ma creare anche un indotto economico. Però quali progetti stai cercando tu di realizzare per cercare di far rimanere i giovani qui e che trovino anche la loro dimensione? Ma guarda, noi da quando ci siamo insediati stiamo lavorando molto sia
per quanto riguarda l'economia nostra legata alle attività produttive, a breve inaugureremo una zona non industriale ma artigianale per dare la possibilità agli imprenditori, sia locali e non, di potersi insediare lì ed espandere la loro capacità produttiva. E poi negli ultimi anni c'è un aumento sicuramente legato ai servizi, soprattutto per quanto riguarda il turismo. E a tal proposito penso che fra un paio di mesi cominceremo dei lavori accanto a Villa Cattolica, che c'è un'ex fabbrica, la Sicilcalce, che verrà totalmente demolita per realizzare lì un parco, e un mulino, il cosiddetto mulino Cuffaro, e lì ci saranno sostanzialmente dei servizi, tra cui un ristorante, un bar, una foresteria, per dare la possibilità di ampliare l'offerta culturale della nostra città e per far sì che anche a Bagheria si possa vivere, o comunque una parte del PIL della nostra città sia legata al turismo e alla cultura. E le maggiori sfide, quali sono state all'inizio, nel primo insediamento? Ma guarda, noi ci siamo insediati a giugno del 2019 e poi a marzo del 2020 ci fu il Covid, quindi sicuramente la pandemia è stata una sfida inaspettata, che però abbiamo superato tutti insieme, insomma. Poi fare il sindaco di una città comunque grande come Bagheria, che sono 60.000 abitanti, è così come me l'aspettavo, con tante responsabilità, oneri e onori. Però penso che l'unica strada vincente sia quella di dire ciò che si può fare e di presentare agli elettori un programma chiaro con le cose che si possono fare e le cose che non si possono fare. E a livello, ecco, proprio di contatto con il concittadino, come cerchi di ascoltare le loro richieste attraverso i social o magari durante la giornata hai degli orari in cui li accogli qui? No, allora, varie forme. Sicuramente i social sono uno strumento importante, mi mandano messaggi su Messenger piuttosto che su Facebook, piuttosto che su Instagram, e comunque io rispondo sempre personalmente io. Dopodiché una volta a settimana lo dedichiamo all'incontro con la città e c'è ovviamente uno scambio continuo e anche le critiche che sono giuste, perché Certo. uno non è che deve soltanto ascoltare le cose, come dire, chi ti dice che tutto va bene, ma ci sono persone che ti dicono le cose che vanno migliorate, i problemi che ci sono, e quindi è un buon metodo per poter cercare di alzare sempre più l'asticella e garantire dei servizi sempre più efficienti. Se dovessi, dare un aggettivo a Bagheria, quale sarebbe? Fermi, con la consapevolezza, almeno pensando che tutto giri intorno a noi, in realtà non è così. Ma può essere anche la posizione, diciamo, del punto proprio. Del Può pupo, no? essere- Che è questa. Però di fatto poi il pupo ha una storia importante, no? E molto spesso non abbiamo la consapevolezza della storia che conserviamo, perché tutto quello che vediamo di fatto è come lo vediamo sin da bambini ed è come se fosse qualcosa acquisito. Noi cominciamo a capire l'importanza delle cose che abbiamo quando viene un turista da fuori, guarda una villa e dice: è bellissima, io nella mia città queste cose non ce le ho. E quindi dovremmo avere la capacità di conservare meglio quello che abbiamo, ma siccome lo abbiamo sempre avuto, lo pensiamo come qualcosa di acquisito e molto spesso abbiamo anche poca attenzione nei confronti di queste cose. Però Bagheria è comunque una città accogliente, secondo me, è una città che potenzialmente può molto di più aprirsi all'esterno, ed è una città dei contrasti. È una città dove tu vedi Villa Palagonia e intorno a Villa Palagonia c'è stata la speculazione edilizia. Palazzo Butera, il giardino di Palazzo Butera, tantissimo tempo fa è stato edificato, quindi dove c'è il bianco e il nero. E secondo me questa diversità ha dato la possibilità a Bagheria di essere comunque la città che ha dato i natali importanti a Peppuccio Tornatore, a Renato Guttuso, a Ferdinando Scianna, a Francesco Scianna, a tanti artisti che ora sono emergenti. Adesso non ne cito Sì, uno ce ne per sono magari tanti, sì. dimenticarli, però è una città che comunque attraverso questi contrasti si è data una sua dimensione. Io non so se ci dovessero essere altre città con questi contrasti così marcati come la città di Bagheria in Sicilia, ma Bagheria sicuramente lo è, quindi si può inserire bene tra Palermo e Cefalù. E un'altra cosa, che rappresenta Bagheria a livello, di food, ci può essere qualcos'altro?
Ma vabbè, sicuramente lo Sfincione, però poi c'è la Sfinge di San Giuseppe, ma ci sono tante altre cose che comunque sono simili o in modo diverso poi da Ecco, la paese a festa di paese. San Giuseppe La qui festa, è... la festa di San Giuseppe è qui il 19 marzo. Ok. In realtà ogni anno si è celebrata la festa, diciamo, goliardica ad agosto, penso che quest'anno la faremo a fine settembre. Però ritornando al gusto, al mangiare, Bagheria è una città che comunque ha una grande tradizione culinaria. Basta pensare che noi a Bagheria abbiamo 2 chef stellati che sono Tonino Coco con i Pupi e Antonio Ferreri con l'Imu, ma poi ci sono una serie di ristoranti sia a Bagheria che ad Aspra che hanno un'altissima qualità del mangiare, e questo è anche un qualcosa che comunque ci rende riconoscibili, perché comunque sai che se dovessi venire a Bagheria mangi bene, da Panelle al ristorante stellato piuttosto che alla trattoria. C'è una grande varietà, che è una tradizione che si è conservata nel tempo, e la cosa bella è che oggi ci sono ragazzi, insomma, coetanei che stanno investendo sul food a Bagheria, aprendo ristoranti, trattorie, bracerie, bar, quindi funziona. Guarda, quasi quasi tornerei a viverci, perché comunque sto vedendo che state facendo tantissimi progressi, il tuo lavoro è veramente anche sacrificante, secondo me, no? Com'è fare il sindaco? Guarda, siccome non è un obbligo fare il sindaco, quindi io, per quanto mi riguarda, nonostante siano passati 6 anni, non è difficile fare il sindaco. No? Ci vuole tanta passione e avere però la consapevolezza che ricevi molte critiche. Esatto. Quindi se uno è disposto a ricevere le critiche può fare il sindaco, se Quindi no alle spalle larghe. non lo fa. Va bene Filippo, io ti ringrazio. Grazie a E te. adesso noi andremo con West Sicilian in giro a scoprire le bellezze di cui mi hai parlato. Perfetto, allora buona visita. Grazie. Ci troviamo ad Aspra, un borgo marinaro, e siamo con Antonello Gargano, consigliere, ma anche, raccontaci, me lo stavi spiegando. Sì, sono consigliere comunale dal giugno scorso, con delega alla promozione, valorizzazione e divulgazione della storia del mio territorio. E quando parliamo di storia di un territorio parliamo non soltanto di Bagheria, con questa frazione bellissima che è Aspra, ma proprio di un territorio più vasto che comprende tutti quei comuni che sono nati e si sono evoluti in quella zona che era nota come la ex foresta della Bagheria. Ma oggi siamo qui e parleremo di questo magnifico borgo marinaro. Di caratteristico, a parte il mare, diciamo che è visibile a tutti, cosa abbiamo qui ad Aspra? Allora, intanto, da un punto di vista geomorfologico, Aspra è un borgo bellissimo perché è unico per certi versi, perché è l'unico borgo sul mare della provincia di Palermo che gode di tutto quello che abbiamo in fronte a noi in questo momento: il Golfo di Palermo, Monte Pellegrino e Capogallo. Nessun altro borgo sul mare nella provincia di Palermo ha questo privilegio di avere questa cartolina perennemente aperta sul Golfo di Palermo. Un'altra caratteristica di Aspra è che, la vediamo proprio giù alla mia destra, la presenza di una pietra particolare che è la calcarenite, il tufo, che si inabissava fino al mare, con la quale pietra si è un po' costruito tutto quello che all'inizio si costruì, e parlo delle ville settecentesche tardo-barocche, parlo ancora prima delle torri fortificate, parlo delle nostre prime case, delle chiese, ecco, ma poi tanta Palermo. Tenete conto che da Aspra, ecco, con i gozzi via mare o con i carretti attraverso la via Consolare Valeria si trasportava il tufo a Palermo per costruire i palazzi, le chiese e non per ultimo il magnifico Teatro Massimo di Palermo. Guardando questo scorcio sembra quasi di essere di fronte a una cartolina che dovrebbe essere vista e vissuta, secondo me, da tante persone. Come cercate, ecco, di far avvicinare la gente a queste meraviglie?
Allora, intanto il borgo è un borgo accogliente e noi stiamo cercando in tutti i modi di valorizzarlo, ecco, con la promozione turistica. E tenete conto che Aspra da alcuni anni ha la presenza di tante case vacanze, tanti B&B, con turisti che arrivano non soltanto chiaramente dalla Sicilia, ma un po' da tutta Italia, ma da diversi anni anche dall'estero. Quella costa magnifica che vedete alla mia destra, che è il litorale che da Aspra conduce fino a Sant'Elia, con questa costa frastagliata, quindi con queste dune eoliche, con le insenature, con le grotte, con le calette, con l'arco azzurro di Capomongermino, è una delle coste più belle della Sicilia, se non del Mediterraneo. E quindi, ecco, questo con tanti altri elementi devono spingere i tour operator a fare tappa a Bagheria per le ville straordinarie e ad Aspra per il suo mare, per la sua costa e per tutto quello che è anche enogastronomia. E a proposito di ciò, qua c'è un museo che andremo a visitare a breve, che è il Museo dell'Acciuga, no? Sì, c'è il Museo dell'Acciuga e delle Arti Marinare, è un museo etnoantropologico molto molto bello. E, secondo TripAdvisor è il più visitato del settore in Sicilia, proprio perché chi lo ha creato e chi lo gestisce e fa anche da storyteller è un personaggio che si chiama Michelangelo Baistreri, che è un istrione, perché è un poeta, è un compositore, è un musicista, è un narratore che racconta la genesi della salagione, quindi del pescato, del pesce azzurro, quindi delle sarde in questo caso, dalle origini fino ai giorni nostri. Quindi è un posto magico che va visitato. E allora che ne dici? Andiamo? Andiamo. Forza, andiamo a visitarlo. Se racconti la Sicilia con amore, fai innamorare il mondo. C'è un giardino immenso di lumari, tutto un tessuto di arance e ciuri, una lasce ci vanno a cantare, pure i sireni ci fanno l'amore. Rullallè, 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 rullallà. Rullallè, 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 rullallà. L'hai sentita mai la voce della mia terra? La Sicilia. È una poesia. Oggi racconteremo una bellissima storia, la storia dei nostri siciliani che sono andati in America nella speranza di trovare un futuro migliore, e lì hanno portato la nostra ricchezza, che sono i nostri sapori, le nostre tradizioni, ma soprattutto i valori della vita. Fu lo travaglio a spartere la madre dallo figlio, a fare diventare un cuore una valigia in che non la di sonno e di speranza, e fu l'America la calamita, che con le sue ricchezze si portò lontano. Contavano un ritorno nei irrita di una mano, ma anno dopo anno ci passava la vita. E foro l'occhio dall'ultima vasata che si stamparono lo paese dentro lo cuore stanco, addenocchiate, e per della dolorata con l'ultima preghiera, in chero le vapora che ne chianto. Passò lo tempo, ma è sempre come il primo giorno, e quanto vota a notte stanche dello travaglio, si sono infilati dentro un sonno, con le finestre aperte, e l'occhio sbarracchiato a nuovo mondo cercano lo paese, le varche, le strade, le scoglie. E l'occhio di una madre, che più lontano ancora aspetto un figlio. Poi d'improvviso venivo dal vento ratito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Inniava la femminetta, ritto ritto un talo mari, e chiancia, pilo dolore, ai 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 ai, e la barca si innia, e lo sangue che corria, e lo mascolo chiancia, ai 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 ai, e lo mascolo paria impazzuto, ci diceva, pedra mia, tu non chianceri, per me non chianceri, non chianceri, rispondeva la femminetta con una spada al cuore, e così finì l'amore di rupisci innamorato. E piglia la fioce, nacillo, cae. Questa è la storia.
rompisci spada, storia d'amore. Siamo in questa meravigliosa villa che io ricordo quando ero piccola che era, ecco, abbandonata. Siamo in Villa Sant'Isidoro de Cordova, l'ho detto bene? Benissimo. Benissimo. E allora raccontami un po' la storia di questo posto, a chi apparteneva, che vite ha vissuto. Questa villa è una villa straordinaria e intanto si inserisce in un contesto molto più ampio che da un certo punto in poi della storia del nostro territorio vide i più ricchi, potenti e influenti nobili siciliani che vivevano tutti a Palermo scegliere la cosiddetta ex foresta della Bagaria come luogo di edificazione delle loro dimore, cosiddette fuori le mura per l'ozio e per il diletto, le ville di villeggiatura. In un contesto così ampio, dove alla fine del Settecento se ne contavano 44 in poco più di 6 km, quindi un unicum a livello europeo, inseriamo anche Villa Sant'Isidoro de Cordova, che è contestualizzata nel territorio della borgata marinara di Aspra. Questa villa è una villa straordinaria perché? Intanto perché è l'evoluzione di qualcosa che già era costruito. Alla Bagaria, prima delle ville, vennero edificate le cosiddette torri fortificate con masserie annesse. Ancora molte si possono identificare: Torre Amalfitano, Torre Cordova, Torre Mondello in Corvino. Ecco, sono tutte delle torri quadrangolari, una circolare in Corvino, che erano delle sorte di masserie fortificate, perché le colture venivano conservate proprio lì e quindi c'era gente che viveva lì stagionalmente. Da un certo punto in poi molte di queste torri vennero acquistate dai nobili e ampliate in ville. In questo caso qui nel 1392 già c'era un primo insediamento, una piccola torre, identifichiamola nella parte più a est della struttura stessa, che è di proprietà di una famiglia, la famiglia Grassini. Ecco, la famiglia Grassini a un certo punto poi dà un ampliamento a questa torre di fine 300 e sulla scia delle altre torri fortificate diventa un vero e proprio baio con corpi bassi annessi. La famiglia Grassini, nella figura di Caterina Grassini, ecco, nel 1651 hanno la possibilità di diventare marchesi. Come? Caterina Grassini, moglie di Diego del Castillo, proprietaria di tutto quello che c'era qui, diventa marchesa grazie al re di Spagna Filippo IV, quindi che perpetuamente gli concede questo titolo. E quindi tutti questi territori, vastissimi territori, antistanti quindi la struttura stessa, diventano appunto il marchesato di Sant'Isidoro. Filippo IV dà il nome, impone questo nome al territorio perché Sant'Isidoro era ed è il santo protettore degli agricoltori e dei contadini, ma soprattutto il santo patrono di Madrid, la capitale. E quindi pensate che marchesato importante. Dal 1753 inizia invece la costruzione di quello che vedete, della vera e propria villa, classicamente identificata come tante altre con questa struttura planimetrica: plesso di fabbrica principale, giardino delle meraviglie, viale d'ingresso principale, chiesa esterna, corpi bassi. Questa ancora oggi va ad identificare quello che era il sollazzo degli anni. Fortunatamente non molto cemento l'ha aggredita, ecco, e quindi quello che vediamo oggi ancora ci riporta agli antichi splendori. Tenete conto che oggi Villa Sant'Isidoro de Cordova è di proprietà privata all'interno del suo piano nobile, dove poi accederemo, dalla magnifica scalinata a doppia rampa tipica del tardo barocco siciliano, è una bellissima casa museo, secondo me tra le più belle e ricche di Sicilia. Io vi ringrazio per essere stati qua con noi, è stato un vero piacere portarvi in giro. Perché venire qua? Perché abbiamo il sole, perché abbiamo il mare, perché si mangia bene, si mangia benissimo. Bagheria Aspra, città delle ville, ma città anche del gusto, quindi sicuramente abbiamo una buona gastronomia. Ci stiamo sicuramente negli ultimi anni migliorando, professionalizzando, e quindi mare, sole, si mangia bene, poi abbiamo le ville, abbiamo tutto.
Posso dire che da ex bagherese, perché io vivevo qui prima, devo dire che avete fatto veramente un upgrade, state veramente migliorando e vi state veramente occupando delle esigenze delle persone, che è l'importante, ecco, della vostra missione, no? Assolutamente sì, è la nostra mission, ascoltare la gente, ascoltare i bisogni e poi sviluppare le potenzialità che ci sono, quindi ci stiamo impegnando su E ne avete questo. tantissime e quindi buona continuazione e buon lavoro. Grazie, grazie. Siamo al ristorante Il Corallo sul lungomare di Aspra e siamo con Carmelo. Ciao. Ciao. Grazie per averci ospitato qui. Ma siamo qui anche per un motivo, perché noi abbiamo conosciuto tua cugina in America, esatto, che ci ha raccontato la sua storia di come ha lasciato la sua terra a malincuore ma per raggiungere un sogno. Per adesso noi siamo qui a raccontare le origini, la tradizione e infatti nel tuo ristorante si parla di tradizione. Parlaci di questo piatto. E allora, oggi faremo una pasta che noi chiamiamo pasta alla siciliana e praticamente come ingredienti abbiamo prodotti che usiamo molto, si usa molto nella cucina siciliana, e abbiamo soprattutto le nostre acciughe che vengono fatte e vengono lavorate qui ad Aspra. Ci sono varie industrie ittiche che praticamente arriva il pesce fresco, viene lavorato e poi viene messo sott'olio per essere venduto appunto ai consumatori. Utilizzeremo come base olio d'aglio, poi faremo soffriggere le nostre acciughe, aggiungeremo uva passa e pinoli. Poi metteremo un po' di prezzemolo, un po' di ciliegino, del pangrattato tostato e un'aggiunzione di un po' di salsa per dare un po' di colore al piatto. Va bene, diamo i tuoi contatti. Noi ci troviamo ad Aspra, frazione di Bagheria, via Francesco Tempra, numero 14. Va bene, voi venitelo a trovare e noi nel frattempo iniziamo a cucinare.
Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli 39,90 €. Back cover iPhone a soli 59,90 €. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università.